Riprendiamo col lavoro in corso, riprendiamo diciamo la seconda parte, anzi diciamo la terza parte, perché abbiamo già fatto, ti ricordi, certo. una puntata sulle fondazioni, abbiamo già parlato... Allora è la quarta. Questa è la quarta parte, hai ragione, la quarta parte, io con i numeri non ho mai avuto molta dimestichezza, la quarta parte è sulle fondazioni, abbiamo sentito poco fa il presidente al telefono, il presidente della Fondazione Cassa e Risparmi di Cesena, abbiamo sentito ancora Pinza, Cassa di Risparmi, Fondazione di Forlì. Adesso sentiamo finalmente l'Emilia, i nostri due validi colleghi di Parma che hanno intervistato il presidente della Fondazione di Parma. Sentiamo da loro, andiamo con il contributo. Al di là della funzione erogativa di contributi che possono essere effettuati nei settori fissati dalla legge, quindi settori rilevanti dell'attività della Fondazione che spaziano dalla cultura all'istruzione, alla ricerca e ai servizi alla persona, ecco, le fondazioni penso che in questo momento in particolare debbano svolgere un ruolo di vicinanza rispetto alle realtà territoriali nella progettazione di interventi che possano far crescere la comunità di riferimento. Quindi non solo un ruolo di sostegno economico verso quelle attività che possono far crescere il benessere inteso in senso lato, non solo economico territoriale, ma anche quello di far crescere la progettazione e la capacità di progettare e di intervenire laddove si sviluppano i bisogni. Questo credo sia il ruolo fondamentale che oggi le fondazioni possono assumere, tenuto conto anche di una difficoltà sempre crescente di intervento da parte degli enti locali nella soluzione dei bisogni che la comunità riesce a manifestare. Proprio quest'ultimo argomento, ovvero le difficoltà delle istituzioni in questo periodo, difficoltà di bilanci legate alla contingenza economica, chiamano in causa sempre più spesso le fondazioni come organo di supporto su tanti temi importanti della vita cittadina e non solo. Sì, ecco, direi però che bisogna stare attenti a non confondere i ruoli, nel senso che le fondazioni hanno una loro autonomia che non significa autoreferenzialità, ma significa autonomia decisionale e progettualità autonoma rispetto alla progettualità degli enti locali, delle associazioni di volontariato e di tutti gli stakeholder che si trovano a collaborare con le fondazioni di origine bancaria. Quindi il tema della sussidiarietà delle fondazioni sta proprio a significare questo, non una supplenza diretta, ma una coprogettazione laddove vi siano interventi che vengono giudicati utili per il benessere, ripeto, non solo economico, ma soprattutto sociale di una comunità. In quali ambiti questo connubio si sta esprimendo per quanto riguarda la realtà di Parma? La Fondazione Cari Parma ha scelto, non da oggi, ma da diversi anni, di dedicare gran parte della sua attenzione a iniziative che vadano a colmare, quantomeno, se non a risolvere in alcuni casi, problematiche di disagio sociale. È evidente che però non ha dimenticato negli ultimi anni, come da sempre, interventi in campo culturale, in campo di istruzione, in campo di ricerca, perché sappiamo benissimo che gli investimenti che vengono fatti in campo culturale, di ricerca scientifica, di istruzione, sono il miglior antidoto per evitare che si sviluppino momenti di crisi come quello che stiamo attraversando. Devo dire anche che anche negli interventi che stiamo facendo in campo sociale, che sono quelli che ci vedono più impegnati in questo periodo, molti di questi non hanno la volontà di risolvere soltanto un momento di crisi e di emergenza, ma cercano di sperimentare e di provare forme nuove di intervento che permettano poi di essere sostenute nel tempo e che creino veramente un valore aggiunto per il territorio parmense. Parlando di numeri, anche per farsi un'idea di quello che è l'operato della Fondazione, qual è il bilancio e quali sono gli investimenti che vengono pianificati? Allora, posso dare alcuni dati riguardanti il 2013. Nel 2013 non abbiamo ancora approvato il bilancio, ma siamo in fase di conclusione delle elaborazioni. Ecco, posso dire che nel 2013 Fondazione Cari Parma ha erogato sul territorio un ammontare circa di 11 milioni di euro, che è in leggera diminuzione rispetto ad alcuni anni passati, ma che costituisce pur sempre un'entità finanziaria rilevantissima che va però sempre combinata alla capacità della Fondazione di interloquire e di lavorare insieme ai soggetti finanziati. Per quanto riguarda il 2014, diceva che si stanno per aprire adesso dei bandi che riguardano?
Allora, i bandi sono già stati aperti all'inizio di febbraio e saranno aperti fino a metà marzo per raccogliere le proposte e le richieste di intervento che emergeranno dai nostri interlocutori. Abbiamo pensato quest'anno di dedicare sempre una grande attenzione, diciamo, al settore sociale, però abbiamo deciso di collocare nei bandi una definizione più ampia e al tempo stesso per circoscrivere su settori di intervento specifici alcune linee di azione. Allora, quest'anno noi abbiamo aperto per il momento 3 bandi, uno che riguarda interventi in campo sanitario, un bando che riguarda le infrastrutture scolastiche e un bando che riguarda più da vicino i servizi alla persona. Questo per fare in modo che i 3 bandi in modo complementare riescano ad andare a cogliere quei bisogni e quelle esigenze particolari che il territorio sta esprimendo e che però necessitano di una focalizzazione particolare. Apriremo poi fra non molto un bando specifico per il mondo della scuola per favorire interventi di innovazione didattica, tenuto conto che per noi il rapporto con le scuole e il rapporto con l'istruzione in generale e anche con l'università è un rapporto importantissimo per i motivi che dicevo precedentemente, cioè crediamo profondamente che la scuola e l'università siano i luoghi in cui si formano le nuove generazioni. Occorre investire molto sull'istruzione e sulla ricerca se vogliamo dare quella prospettiva di sviluppo al territorio che è necessaria per guardare con un po' più di ottimismo al futuro, e al tempo stesso sappiamo benissimo le difficoltà che la scuola e l'università stanno affrontando oggi in ambito pubblico per quanto riguarda il calo dei finanziamenti complessivi che vengono erogati. Per fare in modo che la scuola possa attrezzarsi e per fare sempre cose migliori, giudicando molto positivamente lo sforzo che gli insegnanti e le stesse famiglie fanno nell'ambito scolastico del nostro territorio, ecco, crediamo che questo segno di attenzione particolare per l'innovazione didattica sia un punto fondamentale. Abbiamo deciso quindi di aprire un bando ad hoc che partirà fra qualche mese proprio per favorire iniziative in questo senso. L'intervista a Paolo Andrei, presidente appunto della Fondazione Cari di Parma. Pietro, ti faccio subito una domanda, sentendo quello che ha detto il presidente e anche l'altro presidente. Si ha l'impressione, perlomeno ti faccio la domanda così, allora, lasciamo stare le impressioni. In realtà potrebbe essere che le fondazioni in qualche modo si sostituiscono agli enti locali. Se tu ci pensi bene, l'ente locale si muove sugli stessi fronti di una fondazione. Allora qual è la differenza? Che cosa li unisce? Che rapporto c'è secondo te? Allora, dal 2011 la crisi incide anche sulle politiche pubbliche e quindi è chiaro che i comuni hanno a disposizione meno soldi, la catena Stato-Regioni e enti locali ha diminuito i flussi di finanziamento. Io trovo però pericoloso, te lo dico come opinione personale. Te l'ho chiesta, ci vorrei sentire. E io ritengo pericolosa la sostituzione del ruolo delle fondazioni ai comuni. Prima di tutto perché l'asset con cui le fondazioni si muovono non può essere quello secondo il principio solo di carità. Non sono un'opera pia. Credo invece a un'altra cosa, che ci dovrebbe essere, in alcune città si fa, in altre non si fa, un tavolo di concertazione interbancario, interfondativo, fra gli enti, in cui l'amministrazione mette le emergenze che ritiene compatibili, poi gli enti autonomamente, come le fondazioni, verificano che. Un esempio, è chiaro che se mi mancano 200.000 euro per un progetto speciale che riguarda la tutela degli anziani lungodegenti e nessuno finanzia, la fondazione può intervenire. Però anche la fondazione, e non è colpa della fondazione spesso, non può diventare il sostitutivo delle politiche sociali, perché non è il suo compito. Aveva degli precisi statuti, cioè non è il ministro di welfare perché non c'è più il giro dei soldi sul welfare. Non può svolgere questo ruolo, credo che sia molto negativo, anzi. In una domanda che avevo fatto alla vicepresidente Monica Fantini, vedi che ci ritorno sempre della Cassa di risparmio, sì, della Fondazione Cassa di risparmio. Sì? Gli avevo chiesto la solita domanda, gli ho detto, anzi gliel'ho fatta proprio direttamente, gli ho detto, dottoressa, però io ho l'impressione, come me tanti, che le fondazioni eroghino
soldi sempre agli amici degli amici, agli stessi canali. Addirittura. Sì, gli ho fatto questa domanda. Cioè si ha questa sensazione, che stimate bisogna avere per poter accedere a questi finanziamenti? E lei mi ha detto, ma è un sospetto che si poteva, parlando del passato, si poteva anche avere. Noi questa volta abbiamo, con la nuova gestione Pinza-Fantini, abbiamo fatto delle audizioni a largo raggio, cioè tutti quelli che chiedono qualcosa gli abbiamo chiesto dalla discendenza all'ascendenza che cosa vogliono, perché, come sono nati, eccetera, eccetera. Allora, questo mio sospetto, secondo te, è legittimo? Sì, è legittimo. Nello stesso tempo però penso che il problema nasca tutto da un'idea di che società si ha alle spalle. Le fondazioni, come anche le banche, non hanno una visione della società conflittuale, hanno una visione della società consociativa. Non c'è niente di male nel consociativismo, il consociativismo è il neocorporativismo, cioè se tu porti degli interessi sociali, economici, politici, culturali, li rappresenti, convergi nella dichiarazione dei tuoi intendimenti, può darsi che noi ti aiutiamo a raggiungere i tuoi obiettivi. Il problema è che questa società del XXI secolo non è più fondata su questi meccanismi. Prima di tutto perché ci sono nuove realtà sociali, c'è una gravissima crisi di chi non ha nessun titolo sociale di rappresentanza. Esempio, è l'unico esempio che faccio, ma ce ne possono essere tanti altri. Gli studenti fuori sede che vivono in Emilia-Romagna e rappresentano degli interessi precisi dentro le università, o i ricercatori, nelle politiche delle fondazioni, chi li rappresenta? Nessuno. Sì, non hanno rappresentanti. Ma vogliamo dire le associazioni degli immigrati? Vogliamo dire le associazioni degli immigrati? Una notazione interessante. Non i cosiddetti regolari, che ci vogliono i carabinieri, anche secondo me. No, io parlo delle associazioni dei regolari immigrati. Ma perché non devono avere un dialogo diretto con le fondazioni? Certo. Visto che rappresentano il 10, il 20, il 15%, il 13% della popolazione residente. Quindi è quello che poi sostanzialmente la domanda nasce da questo, no? La famosa giustizia sociale, voglio dire. Sì, forse te devi dire amici degli amici è troppo. Beh, vabbè, però diciamo dei bene conosciuti. Ecco, dei bene conosciuti. E questo è un'ingiustizia sociale. È un'ingiustizia, però la fondazione Ma chi la può, privata. ecco, in quale modo? Tu hai detto bene, mancano rappresentanze. È possibile? No, non ci sono le rappresentanze, non sono rappresentate nei consigli e nell'assemblea. Appunto, mancano Bisogna che la governance delle fondazioni, se vuol coprire la totalità degli interessi culturali, sociali e politici di una città, in qualche modo, la copra tutta. La copra tutta, certo. Non solo quelle che sono fondate sul criterio del senso comune, del perbenismo e dell'ordine costituito. Andiamo con un altro contributo. Abbiamo sentito Cesena, abbiamo sentito Parma, abbiamo sentito anche ancora Forlì, sentiamo Ravenna con il contributo realizzato da Sara Sintoni, la nostra corrispondente da Ravenna. Vediamo anche questa, poi tireremo le conclusioni. Prosegue l'impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna sul territorio, confermando anche per il 2014 il sostegno allo sviluppo sociale e all'innovazione economica, in un quadro generale che vede crescere le problematiche gestionali delle imprese e delle banche che hanno riflessi negativi sulle risorse disponibili per le fondazioni. La realtà di Ravenna continua ad essere un importante punto di riferimento nel sostegno alle iniziative sociali e al settore della formazione giovanile, dell'università e della ricerca. Noi riteniamo che la formazione dei giovani sia un elemento importante per il futuro del nostro paese, del nostro territorio, e conseguentemente cerchiamo di dare una mano alle varie direzioni scolastiche per ammodernare le attrezzature, tutto il sistema informatico delle scuole, metterle in rete, ma non solo. Noi sosteniamo di peso anche il polo universitario Ravennate, che ha delle peculiarità specifiche molto coerenti con il nostro territorio, che sono l'ambiente, che sono i beni culturali e che sono l'ingegneria, diciamo così, del territorio e l'urbanistica legata alla città. Possiamo parlare di cifre? Quante risorse sono state destinate ai giovani?
Sì, complessivamente abbiamo destinato quasi 2,5 milioni di euro che rappresentano poco meno del 30% degli investimenti che noi facciamo. Per cui complessivamente diciamo che la Fondazione nel 2014 dirotta oltre il 65% delle proprie risorse verso iniziative che in un qualche modo hanno a che fare con la società civile. Ecco, abbiamo sentito anche a Ravenna. Fra l'altro volevo ricordare un'iniziativa della Fondazione, non è patriottismo, no, di Forlì, e cioè la settimana del buon vivere, che ha avuto un grandissimo successo. Ecco, le fondazioni si allargano, come dire, un minimo di creatività e di fantasia si allargano, perché c'è poi un coinvolgimento. A maggio ci sarà una grande iniziativa, arriverà un premio Nobel. Ti volevo chiedere una cosa: in questo momento di crisi, abbiamo detto, si sostituisce, prima ti ho fatto la domanda, gli enti locali? Ecco, le fondazioni in questa crisi, come dire, c'è uno scricchiolio di contrasto, c'è una crisi e le fondazioni hanno milioni da erogare. Non si potrebbe, cioè, ci potrebbe essere un sistema per vedere di, in qualche modo, entrare dentro la crisi? Sì, allora, un po' lo stanno già facendo. Sicuramente le fondazioni cosa possono fare, cosa stanno facendo, ma cosa possono fare di più? Primo, dare gli strumenti a tutto il sistema dei poteri pubblici dell'analisi dei motivi della crisi. Statistici, indicatori economico-sociali, insomma, e poi aiutare le forme di uscita dalla crisi, non il finanziamento a pioggia al disoccupato. Mi dispiace, non è così. Certo. Non è così. Piacerebbe molto le 100-200 euro a persona, la carità pubblica, ma non è così. Però se ci sono degli investimenti che vanno all'estero, delle missioni di imprenditori che vanno a creare non il turismo d'affari, ma la vitale ripresa dei contatti economici per il sistema del territorio, benissimo. Io sono anche d'accordo su quei processi di innovazione che vengono fatti, Leonello, in molte fondazioni, benissimo, però non sostituiamoci neanche all'università, aiutiamo i centri di ricerca universitari a fare, non è che li facciamo noi, manca del tutto lo dico Cicero Prodomonostra come giornalisti, manca del tutto una rivista online, ma anche una rivista cartacea di veri interventi economici. Ma anche noi abbiamo una fondazione, no? Sì, sì, noi abbiamo una fondazione di ordine dei giornalisti, ma è un'altra cosa, è più vicina a quella dei partiti politici per certi versi. Certo. E in fondo c'è anche una questione legata alla questione dei bandi. I bandi sono lo strumento fondamentale per prendere i soldi dalle fondazioni, però cerchiamo di farli coordinati. E io avrei una proposta ancora più forte. Su un territorio come quello regionale facciamo in piccolo come fa l'Europa. Si mettono d'accordo 3 fondazioni su progetti che non sono solo su un territorio. E magari durano tutto l'anno. Cioè si creano delle filiere su cui in qualche modo si interviene anche sulla crisi pubblica regionale, un altro problema importante, e che del resto se è favorita, per esempio, non so, sulla ricerca sanitaria, dal fatto che c'è l'area vasta su tutta l'Aus della Romagna, o a Bologna il ruolo che ha la fondazione, le fondazioni bolognesi nella attività di ricerca del Sant'Orsola Malpighi, il polo universitario di medicina. Insomma, le fondazioni devono essere al servizio del cittadino, stanno lavorando sostanzialmente bene, ma devono uscire da quella logica ottocentesca dei probi viri che guardano soltanto alle classi affluenti e ai ceti medi più o meno rappresentativi. Siamo anche qui arrivati alla fine, si può anche pensare ad un'unica, abbiamo visto fondazioni disseminate sul territorio per le città più importanti, si potrebbe anche pensare ad un'unica fondazione, no? Visto che la Lega Cooperative sulla Romagna ha avuto questo coraggio, una Romagna campanilista, si potrebbe pensare anche a questo, ma non andiamo troppo avanti. Lasciamo quel messaggio. Ecco, a una fondazione bancaria solo della Romagna. Sono piccoli della Romagna e delle città emiliane. E delle città emiliane particolari. Quindi chiudiamo appunto con questo messaggio.
Noi abbiamo fatto il nostro dovere. È la prossima puntata però. È la prossima puntata. E questa va in onda alle 22:30. Bravo. Noi abbiamo terminato. Vi ringraziamo per l'attenzione, io e Pietro Caruso, speriamo anche questa volta di aver fatto qualcosa di utile, di avervi dato qualcosa che vi può servire nella vostra conoscenza, perché nel momento stesso in cui vi diamo qualcosa poi approfondiamo anche noi. Assolutamente. Grazie ancora, lavoro in corso, va avanti, ci rivediamo domenica prossima e poi ci rivediamo domenica prossima fino alla fine di giugno. Arrivederci. Arrivederci.